Chi lo vuole fare uno spaghetto con i lupini di mare, ambressa ambressa, però con quella cremina che voi mangiate al ristorante e dite mamma mia, ma io a casa non ci riesco mai. Ma vi faccio vedere, pigliate carta e penna, venite a presa a me. Allora, primo step, olio abbondante perché si sono mettiti su trovati, un bello spicchietto raglie, metà e metà, e i gambi di prezzemolo, ecco qua, e fate soffriggere tutto insieme. Unite anche un po' di peperoncino. Rimuovete l'aglio, ecco qua, così. Poi prendete questo sughetto che avete fatto e lo mettete in una ciotolina. Usate lo stesso aglio che avete rimosso per fare un nuovo aglio e olio. Ecco qua, io uso lo stesso aglio, vedete? Nella ciotolina che avevo tenuto da parte ho aggiunto un cucchiaio di farina e adesso lo andiamo a mixare. Ecco qua, guardate che bella cremina che è venuta e la tenete da parte. Adesso rimuovo l'aglio per sempre perché non ci servirà più nella padella che avevo fatto il secondo soffritto, e aggiungo i lupini. Ho aggiunto i lupini e un altro po' di prezzemolo così spezzettato con le mani, grossolanamente. L'acqua bolle, un po' di sale, aggiungiamo gli spaghetti. Mi raccomando, toglieteli belli al dente. I spaghetti sono quasi pronti, prendeteli direttamente dalla pentola e li buttate nella padella, così. Aggiungete un mestolo di cottura della pasta. Adesso è il momento di unire la nostra cremina agli spaghetti. Assaggiamo. E mo' buon appetito a tutti.